parola all'avvocato Giorgio Canetto del Comitato No Nuclei No Scorie. Prego, avvocato. Sì, non sono un avvocato, Mi comunque scusi. sono un insegnante in pensione. Buongiorno, Giorgio Canetto, faccio parte del Comitato No Nuclei No Scorie, un comitato che dal 2011 tiene alta la guardia sulle decisioni del dislocamento nel sito unico in Sardegna. Solo un accenno al comitato tecnico-scientifico nominato dalla Regione Sardegna, che ha dimostrato ampiamente nelle sue osservazioni che le aree individuate non hanno idoneità geomorfologica e che la Sardegna nel suo complesso è in fase di riconoscimento come Sardegna paesaggio culturale del patrimonio universale UNESCO, e che porterebbe la Sardegna intera ad essere esclusa dai siti possibili per il deposito unico delle scorie radioattive. Desidero però soffermarmi su alcuni punti che mostrano una differenza sostanziale tra i siti prescelti nel nostro territorio e gli altri. Mi scuso in anticipo per non seguire compiutamente le slide proposte, adesso siamo alla numero 2 comunque. Allora, il primo punto è che siamo su un'isola. In nessun paese al mondo esistono o sono in fase di realizzazione depositi definitivi di materiale radioattivo ubicati su isole. In un'isola si richiede un trasporto aggiuntivo in una nave con necessità di carico e scarico nel porto di partenza e in quello di arrivo di manufatti a bassa e ad alta attività. Le modalità di trasporto marittimo è caratterizzata da una maggiore complessità gestionale rispetto a quella stradale e ferroviaria. Siamo convinti che i fenomeni meteo-marittimi, infrastrutture strutturali, tipologia di imbarcazioni, l'interferenza su altre attività portuali incideranno non poco sulla ottimizzazione dei costi e dei tempi necessari al programma dei conferimenti al deposito nazionale. Ancor più per la forte penalizzazione nell'accessibilità infrastrutturale. Siamo una regione con 0 chilometri di autostrada e con una rete ferroviaria marginale e inadeguata. E per quanto le modalità di trasporto multimodale dei rifiuti radioattivi siano considerati ad ampio spettro in questa fase di consultazione, riteniamo che la classificazione del rischio ad un livello molto più elevato, con caratteristiche dissomiglianti da tutti gli altri siti, sia risolutiva ai fini dell'individuazione finale del sito di stoccaggio. Slide numero 3. Poi le servitù militari. La Sardegna è già sottoposta ad un sostenibile gravame delle servitù militari. Nell'isola oltre 35.000 ettari di territorio sono sotto vincolo di servitù militare, oltre il 60% del totale nazionale in termini di presenza militare e gravami. Un eventuale deposito di scorie nucleari comunque implicherebbe ulteriori servitù militari a protezione del sito. L'iter di localizzazione delle aree potenzialmente idonee, così tra virgolette chiamiamole, non può fare riferimento solo alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate, ma come prevede il sistema di gestione integrato della SOGIN come obbligo formativo, e la SOGIN stessa lo ricorda, deve assicurare costantemente la sicurezza dei lavoratori, della popolazione, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela delle generazioni future. Ma non è così facile come la si presenta. La salvaguardia per l'ambiente e la salute della popolazione non si può misurare, a nostro avviso, dai requisiti di una unica opera infrastrutturale. Occorre una visione d'insieme per valutare i rischi complessivi del territorio sardo. Occorre ricordare per esempio che proprio in Sardegna abbiamo già una zona di contaminazione radioattiva, un promontorio enorme chiamato Area Delta, che a causa dell'impossibilità di bonificare è stata decretata zona interdetta. È un terreno a cui nessuno potrà mai più accedere. E noi siamo l'unico paese al mondo in cui c'è un pezzo di terreno di Stato in cui lo Stato stesso non esercita la potestà. È talmente inquinato che i tempi di bonifica previsti supererebbero i 540 anni. Molto più economico e risolutivo dichiararla terra bruciata e interdirla per sempre.
Abbiamo poi poligoni sperimentali più estesi d'Europa, il poligono sperimentale del Salto di Quirra con i suoi metalli pesanti, scorie radioattive e altri inquinanti, il poligono di Capofrasca, i cui viaggi di rifiuti misteriosi, la cui natura sono un segreto di Stato. Poi il poligono di Capoteulada con la sua zona interdetta per sempre. L'uranio impoverito e il torio radioattivo in Sardegna è solo una goccia in un mare di veleni da contaminazione bellica nella regione. Molti continueranno a morire a causa di questo inquinamento ed è una realtà a noi ben nota. Conosciamo l'enorme sforzo del governo e degli apparati militari nel riconoscere testardamente che sono state cause naturali le responsabili delle centinaia di decessi e migliaia di malati per l'uranio impoverito. Forse le nostre argomentazioni possono sembrare non pertinenti per alcuni, ma queste sono per noi ragioni profonde per cui ci opponiamo fortemente. Una terra che combatte da anni per la dismissione delle occupazioni militari non può vedersi coinvolta in una ulteriore operazione di servitù tale da classificarci definitivamente come pattumiera italiana. E infine il referendum, slide numero 4. Il 15-16 maggio 2011 il popolo sardo ha sovranamente detto no alle scorie attraverso un referendum di iniziativa popolare. Un'iniziativa che non si è svolta in nessun'altra regione. Sarà pur vero che si è trattato di un referendum consultivo, ma il significato politico non lo si può ignorare. Il messaggio è stato forte e chiaro: la Sardegna non vuole essere sede di centrali nucleari né di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive. La partecipazione alla consultazione referendaria è stata altissima. La percentuale dei no alle scorie è salita al 97% ed ora siamo nuovamente chiamati ad esprimere il nostro dissenso. Ma già che nulla è cambiato, come lo è stato in passato, daremo anche oggi una grande prova di unità. E fa ben sperare il numero delle osservazioni inviate, con una percentuale che si avvicina a quelle del Piemonte, della Toscana e del Lazio messe insieme. Una valanga. Questo testimonia quanto la regione, e passiamo direttamente all'ultima slide, province, comuni, associazioni, comitati e privati cittadini di tutta la Sardegna sono e saranno pronti a sostenere la volontà espressa dal popolo sardo, che ha il diritto di salvaguardare il proprio territorio dai rischi che possono derivare da questa nuova servitù. Ribadiamo l'assoluto divieto allo stoccaggio e al transito di scorie nucleari prodotte fuori dalla Sardegna e che mai il popolo sardo accetterà questa ulteriore e gravissima servitù. Questo è scritto nel documento di convinzione del Comitato Non Nucleo Non Scorie, sottoscritto da centinaia di aderenti e dal suo coordinatore Bustiano Composto, a cui si deve il merito di aver iniziato la procedura per il referendum, dove la partecipazione alla consultazione referendaria è stata altissima e a cui poi lascerò l'incombenza di illustrare dopo di me altri aspetti che ho tralasciato. Ribadiamo quindi la diffida al Ministero per le ragioni esposte dal compiere qualsiasi atto che possa individuare la Sardegna quale sito possibile per la realizzazione del deposito unico per le scorie nucleari. Ho finito, ringrazio per l'attenzione.